nel caffizzo che tutto so errore a noi sospettatore nos perdone a noi sospettatore nos perdone me da grazia cannotone invita che in sa morte nei sa dicciosa sorte in paradiso e sa dicciosa sorte in paradiso. Benvenuta a Maria Carta, giochiamo con la scienza. Buon pomeriggio. Maria Carta. Maria Carta è una grandissima interprete del folklore sardo, come avete appena potuto ascoltare, ma è anche un'eccellente attrice cinematografica e televisiva. Maria, ricordaci qualche tua interpretazione, oltre al Gesù, al Camorrista. E anche Il Padrino parte seconda, sempre la madre. Poi in un lavoro sulla Sardegna ho fatto anche la madre, non so ancora esattamente se era la madre di Cossiga, comunque una madre importante. E adesso sto girando un film in Sardegna. Che è Il un film- titolo? Il titolo si chiama Disamistade, è una frase antica che significa inimicizia. È un film sulla gestualità, sul mondo, su questi anni abbastanza roventi per la Sardegna, per quei sardi che hanno dovuto lasciare appunto la vita comunitaria e andare in una parte che non era la Sardegna, chiaramente per sopravvivere a questi odi che c'erano ormai tra famiglie, tra gruppi, ed era appunto il 48-60. Chi lavora Questi anni con molto te e di chi è la difficili. regia? La regia è di Gianfranco Cabiddo, che è la sua prima regia, e poi lavora come la Laura del Sol, che è molto brava, ha fatto Carmen. E Joaquin Dalmeia, che è quello che ha fatto appunto il protagonista nei film italiani, come cast è Massimo D'Aporto. E questo è il tuo primo ruolo da protagonista? Sì, infatti, sono una mamma tutta mamma. Maria, lei ci ha appena proposto una Ave Maria e circa l'80% dei suoi canti sono canti gregoriani, è vero? Sì, infatti questa era un'Ave Maria del 1200, la chiamiamo Deus ti salveta Maria, che appunto è Dio ti salvi o Maria, ed è un canto, quasi tutto il canto sardo appunto è musica gregoriana, l'80% diciamo, e gli altri sono canti d'amore, ma in effetti da noi in Sardegna si canta la nascita, dalla nascita fino alla morte, con le ninananne, i canti d'amore, i canti di lavoro. Il canto gregoriano è anche religioso, perché sono due cose completamente diverse, la religiosità, questi canti religiosi con i canti gregoriani, per finire poi con Sattito, che sono i pianti di morte che si usano ancora in quasi tutta la Barbagia. Senti Maria, tu sei una delle non troppe rappresentanti, in senso sia maschile che femminile, della musica popolare italiana, non vorrei chiamarla nemmeno folk, perché mi sembra già una leggerissima... Importata. Una già importata. La musica popolare italiana non ha, malgrado delle brillantissime interpreti come te, per la Sardegna o per altre regioni d'Italia, non ha quello stesso ascendente su di noi che invece ha una musica popolare americana che la fa da padrone comunque. Questo secondo te perché? Ma perché in effetti in Italia, come cosa che non succede in altri paesi, diventa moda quando si conosce una cosa. Cioè il canto popolare che è di tutti, che diciamo che è un filo, ecco, il filo di memoria, sono quello che ci porta ad essere uguali dappertutto, perché la musica, e penso che è l'unica cosa che non c'è bisogno di chiedere cosa dice. Purtroppo in Sardegna, in Italia ci chiediamo cosa dicono le parole, poi arrivano i canti folk dall'America, da tutto il mondo, e non ci chiediamo cosa dicono le parole. Questo è un grosso dramma per noi che operiamo in questo mondo di canto popolare, appunto non folk per carità, solo che sì, ce n'erano tanti, dalla compagnia di canto popolare, la Balistreri, la Caterina Bueno, non lo so, forse non ce l'hanno fatta più, si sono per strada, hanno pensato che era meglio fare un'altra cosa, e siccome dicono che i sardi sono molto testardi, io ne so qualcosa, e allora credo che comunque quando si
Io mi sono imposta questo mondo da portare avanti questa musica, sapendo benissimo che potrei fare altre cose, ma queste le amo e ho una grande emozione nel darle, forse le altre le farei soltanto per dare spazio alla mia voce, in questo momento credo che non è il caso. Lei adesso ci farà ascoltare un altro brano che ha un titolo che spero voglia dire lei in questo momento. Sì, sonos de memoria, che sono appunto di quei suoni di memoria che parlavamo, che la nostra cultura è quello che ci unisce molto. Allora, suoni di prima memoria, di cantare, sonos Maria, de ti posso memoria. chiedere una cosa? Nel corso della prova, lo dichiariamo apertamente anche per il pubblico che è a casa, che noi facciamo le prove, non siamo così bravi da andare senza prove. Tu hai detto su te stesso una cosa stupenda ai ragazzi che abbiamo in studio, gliela vuoi ripetere per cortesia? Sì, perché io veramente quando entro in uno studio che ci sono i giovani mi terrorizza il fatto, non lo so, questo come timidezza ce l'ho sempre, però questi ragazzi che sono in studio non sanno chi sono, perché io non canto, diciamo, alla televisione da tanti anni, oppure faccio qualcosa, ma sono quasi 15 anni che sono fuori dal giro della musica in televisione. Allora questi ragazzi non mi conoscono, io ho chiesto scusa a loro e appunto in questo brano che ora canterò cercherò di dare la traduzione in italiano nello spazio musicale che c'è tra una strofa e l'altra. Loro comunque sono stati molto affettuosi con me e penso che mi hanno capito. allora un omaggio alle tradizioni popolari italiane e un ringraziamento a Maria Carta, che è sua magistrale interprete. Quando assamente mia tue di para che in sonol de memoria mi schida in coro voi mi prugiam sastu allara ammento schima per insas ferida prittenesi una volta nominara chi mi ama isti tanto e tanto ama prittenesi una volta nominara chi mi ama isti tanto e tanto ama. Occhi tristi che in delirio e memorie, come ombre mi lasciate la mattina, chiedendo ad ogni cuore che ama, a immagini che si formano dal vero, se visto hanno al mondo tanto amore, perché amare tanto sì è tanto dolore. Oh, io il tristo skin delirio se ammento che umbras mi lasciate su manzano preguntende ad ogni coro amato a immagines che si formanti in vero si duani in suo mondo tanto amore camare tante sì tanto dolore si duani in suo mondo tanto amore